parte, come promesso, il piano straordinario di disinfestazione della regione da 500.000 euro. I veleni liberati nell'aria intossicano il dibattito politico. Dopo giorni di attacchi subiti è l'assessore Coletto a pungere i sindaci. Da nostre verifiche, circa 200 comuni su 500 e passa non si sono attivati. In parte il risultato l'abbiamo visto, insomma, l'incremento di queste larve che poi sono diventate zanzare ha dato risultati estremamente negativi. Dunque, oltre 200 amministrazioni in Veneto non avrebbero fatto quanto previsto nei tempi deputati. E tra queste anche Padova. È fondamentale, infatti, che le disinfestazioni di zanzare e larve avvengano nei periodi stabiliti e in contemporanea per ampliarne l'efficacia. Noi abbiamo rispettato quello che è il Piano Nazionale di Prevenzione. Ci siamo attivati ancora a marzo, scrivendo delle lettere sollecitando le USL e i comuni ad attivarsi per la disinfestazione larvicida. Incubo West Nile, 10 le vittime in Veneto, l'ultima nelle scorse ore nel Rodigino. 159 casi in totale in regione, 49 con sintomi pesanti. Un aumento certificato del 300% di casi di zanzara killer in Europa. Non c'è né un'epidemia né una pandemia. Si tratta sostanzialmente di una patologia che purtroppo è endemica, è dal 2008 che noi la monitoriamo, insieme all'Istituto Superiore di Sanità e all'Istituto Triveneto Zooprofilattico, per controllare quella che è l'espansione. Le nostre trappole per catturare le zanzare sono una ogni 15 km quadrati. La disinfestazione straordinaria comincia proprio dai 75 comuni polesani, dai punti di maggiore aggregazione come sagre, scuole e parchi, quindi toccherà a Padova, Verona e le altre province. Causare l'incremento di questo tipo di zanzara è appunto il clima sempre più tropicale.